L'industrializzazione massiva, l'antropizzazione senza freni, il mancato rispetto dei patti in difesa dell'ambiente e soprattutto la sottovalutazione colpevole delle conseguenze disastrose dell'inquinamento generalizzato hanno portato il nostro pianeta forse ad un punto di non ritorno. La geologia, la scienza che studia la Terra e il suo stato di salute, può darci al merito forse molte risposte. Per scoprire più da vicino la professione del geologo nelle sue tante declinazioni, anche in difesa dell'ambiente, andiamo a conoscere Sebastiano Trevisani, ricercatore, docente di geologia applicata all'Università di Architettura di Venezia. Parliamo di scienze della Terra o di quella che tradizionalmente conosciamo come geologia, che deriva dal greco geo, terra, logos, studio, e appunto lo studio della Terra, o meglio la scienza che studia la costituzione, la struttura, l'evoluzione della crosta terrestre in stretto collegamento con tante discipline, l'astronomia, la geomorfologia, la geofisica, la geochimica, eccetera. Lei è geologo e docente di geologia applicata allo IUAV, all'Università di Architettura di Venezia. Cosa l'ha spinta a intraprendere questa disciplina come scelta di studio e poi di vita professionale? Tornando alla memoria, quando studiavo, in realtà io ero iscritto a matematica all'inizio, quindi diciamo, ho iniziato prima con un corso di laurea molto teorico, molto matematico, poi dopo pochi mesi mi sono reso conto che quella era una strada che non mi interessava, interessante ma troppo teorica, e volevo qualcosa più legato al territorio, sia per un tipo di vita diciamo, più sportivo, e anche perché sono sempre stato incuriosito nella lettura del territorio. Mi sono sempre chiesto ma perché ci sono quelle forme, da dove derivano? E quindi alla fine tra i vari corsi di laurea che allora erano presenti, geologia mi sembrava quella più indicata per un profilo di questo tipo o una ricerca di questo tipo. E alla fine devo dire che subito come ho iniziato a studiare geologia l'impatto è stato molto positivo, si inizia subito con delle escursioni, si comincia subito a leggere escursioni sul campo, tra le montagne, leggere il paese, tra le montagne e le pianure e tra le coste, lungo le coste, e si impara a leggere il paesaggio, a capire che quello che osserviamo è frutto di una storia lunghissima, di eventi che sono avvenuti e che stanno ancora avvenendo con diverse velocità, diverse scale spaziali e temporali e via dicendo. Naturali e non naturali. E non naturali. Infatti è interessante, una diciamo, delle linee di ricerca più interessanti, molto interessanti, che caratterizza sia gli ambiti scientifici che quelli umanistici, è il tema dell'antropocene, cioè questa nuova epoca in cui l'uomo lascia un'impronta significativa sul pianeta Terra. Ecco, l'importante è che l'impronta sia positiva e non negativa, ma si studia. Allora, quindi in qualche modo non bisogna, se quando si inizia un percorso universitario, la sua storia lo insegna, che non è in linea con quello che ci appassiona, che sentiamo, è meglio cambiare, avere il coraggio immediato di cambiare e seguire una strada. Come con i matrimoni, se ci si stufa ci si può divorziare e trovare un altro compagno o compagna, e così è con l'università, con lo studio. Un matrimonio che deve riuscire bene. Allora, quale percorso di studi è più utile per poi fare geologia all'università secondo lei, e poi anche la professione del geologo? E lei prima di fare l'università geologia che istituto superiore ha fatto? Io ho fatto il liceo scientifico e quindi diciamo è uno di quei licei che è più adatto per fare un percorso scientifico, ma lo stesso io ho avuto colleghi geologi che hanno fatto il classico, anche il geometra, diciamo in linea di massima non ci sono preclusioni particolari. L'importante è avere una predisposizione per le materie scientifiche e matematiche e anche una predisposizione però all'attività di campo, e quindi bisogna provare piacere a andare sul campo, sporcarsi le mani, far fatica, ogni tanto prendere la pioggia, e quindi è un lavoro che
è diciamo misto, c'è una parte matematico-quantitativa e una parte invece sul campo, è un po' un'alchimia abbastanza interessante. E c'è anche da ricordare che il mio inizio con la matematica comunque mi ha lasciato qualcosa, tanto che comunque io ho fatto geologia, ma mi sono specializzato nell'applicazione di metodi matematici alla geologia e quindi poi ogni esperienza rimane... Deduco che al liceo scientifico lei era bravo in matematica o no? Ma non ero particolarmente bravo al liceo, anzi mi sono laureato con 110 lode, ma ho avuto un voto non altissimo al liceo e neanche alle medie, se per questo. Non vuol dire niente, perché una cosa è la scuola dell'obbligo, un'altra cosa è il percorso che ognuno di noi si sceglie e quindi... E che deve appassionare. Che deve appassionare. Lei si è laureato in scienze geologiche con una tesi sull'applicazione di metodologie geostatistiche nello studio di un sito inquinato. Ecco, quanto è importante oggi la geologia in un mondo sempre più inquinato? Ma diciamo che sia la geologia applicata, che poi comprende al suo interno la geologia ambientale e l'idrogeologia anche, che sono due, diciamo, sottobranche della geologia applicata che sono strettamente legate allo studio dei siti inquinati, ma in realtà poi ci sono altre discipline delle scienze della terra come la geofisica applicata, la geochimica applicata, sono tutti ambiti che sono chiamati in causa tutte le volte che si ha a che fare con fenomeni di inquinamento che può interessare le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo e anche l'atmosfera. Il geologo nelle sue diverse sfaccettature permette di caratterizzare il suolo e il sottosuolo, di caratterizzare ad esempio le falde sotterranee, ci dicono in che direzione la falda scorre e quindi possiamo capire qual è l'entità dell'inquinamento, quali inquinanti ci sono, come si sono distribuiti nel sottosuolo, dove andranno a finire fra 10 anni e da dove vengono. Si ricorderà ad esempio i recenti casi di cronaca dei PFAS ad esempio. Lì la mappatura di questi inquinanti e la ricostruzione diciamo, delle loro origini viene fatta proprio con studi di tipo geologico-ambientale e in particolar modo idrogeologici in quel caso, perché sono legati alle falde idriche. La geologia ha molte branche, dalla geodinamica alla geologia nucleare, dalla geologia planetaria, quella applicata che appunto lei insegna all'università. Un geologo in sostanza può lavorare, si può dire, tra le montagne o in un sito inquinato o in una piattaforma estrattiva o in un museo o all'università, cioè in molti campi diversi, in molte operatività diverse. Quali sono secondo lei oggi le branche che danno nel concreto più possibilità lavorative e anche più soddisfazioni quando un giovane le sceglie? Io parto un po' ovviamente dal mio punto di vista della geologia applicata e anche dall'esperienza di insegnare geologia applicata in un ambito non geologico che è quello dell'architettura e della pianificazione, in particolar modo all'Università IUAV di Venezia. E quello che osservo è che sempre di più, anche ad esempio nell'ambito delle costruzioni, della progettazione, le tematiche di natura ambientale e specificatamente di natura geologico-ambientali sono sempre più presenti, sia a livello di siti inquinati, a livello di progettazione per problematiche di fondazioni, a livello di problematiche idrauliche. È sempre più presente l'aspetto geologico-ambientale. C'è tutta la tematica dei siti inquinati in cui diciamo, il geologo ha un ruolo fondamentale. C'è tutta la parte legata alle risorse naturali, basta pensare suolo, acqua, terre rare, adesso c'è la crisi dei semiconduttori che è legata poi a una crisi anche dell'attività estrattiva a livello globale. Quindi quello che posso dire, le materie geologiche trovano molti campi di applicazione che diciamo, rappresentano problematiche particolarmente attuali e cruciali, perché alla fine si ha a che fare con l'ambiente e con le risorse naturali, che sono quelle che poi fanno girare l'economia e permettono diciamo quella che viene detta la crescita sostenibile. Basta pensare ai famosi obiettivi di crescita di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Andiamo a vederli, molti di questi hanno degli aspetti legati di natura geologico-ambientale.
Dentro le scienze della Terra abbiamo anche l'oceanografia, ad esempio. Il rinnalzamento, Quindi tutte le dei mari, problematiche, tutte le problematiche relative diciamo proprio alla tutela del pianeta in senso, diciamo, gli approvvigionamenti globale. energetici sono legati sia a ambito marino che terrestre, insomma c'è veramente di tutto. A proposito di, diciamo, possibilità e sviluppi per chi fa geologia, ho visto che esiste la figura del geologo junior. Che cos'è esattamente? Cosa fa? È una figura che deriva dalla riforma dell'università, da quando si è passati a un sistema puramente quinquennale a un sistema 3+2, quindi 3 anni e più 2 per la laurea magistrale, si sono dovuti aggiornare anche gli ordini professionali e si è dovuto prevedere il geologo junior e a quella, diciamo, sezione dell'albo professionale si accede con la laurea di 3 anni, mentre con la laurea quinquennale si accede veramente alla professione del geologo, quella più completa. Scusi, mi viene una battuta, è un geologo light? È un geologo light che ha, diciamo, competenze. Può fare una serie di attività, da rilievi geologici, rilievi topografici, però ad esempio non può redare una relazione geologica. Ha, diciamo, delle competenze in meno rispetto al geologo che accede all'albo dopo l'esame di Stato e ha completato 5 anni, ma diciamo offre comunque delle possibilità concrete di lavoro. Volendo dare un consiglio agli studenti anche statistico, diciamo gran parte delle persone che si iscrivono a scienze geologiche, ma questo vale anche per gli altri corsi di laurea, generalmente non si fermano ai 3 anni. Ho capito, ma vanno oltre. E quindi alla fine sì, è uno scalino che ci si può fermare o andare oltre. Si può fare un'esperienza lavorativa interessante. Ecco. A un certo punto del suo iter diciamo, di studi e lavorativo in campo della geologia, dopo la laurea lei ha fatto un'esperienza professionale importante all'estero, negli Stati Uniti, sulle montagne del Colorado. Sì. Quanto è importante secondo lei per questa professione aprirsi ad orizzonti internazionali e conoscere le lingue per poter, insomma, visto che si studia l'ambiente, si studia la terra? Non lo è solo per la professione del geologo, per il geologo andare all'estero, imparare le lingue e fare esperienze in altri contesti sul campo, ma anche in altri contesti geologico-ambientali diversi da quello nazionale, è fondamentale perché il geologo, oltre che per cultura personale, il geologo può trovare lavoro veramente in tantissimi ambiti. Se ad esempio si pensa all'ambito petrolifero o all'ambito minerario, in Italia è un po' difficile, la norma è muoversi all'estero. In ogni caso un'esperienza all'estero, che può essere come nel mio caso durante il dottorato di ricerca o ad esempio con l'Erasmus, è comunque utile anche a chi vuole fare la professione in questo paese, perché ormai siamo in Europa e diciamo molti bandi che possono interessare anche attività portate avanti nel nostro territorio sono bandi che vengono presentati in lingua inglese e quindi aprono possibilità lavorative anche a chi vuole fare la libera professione come geologo. Senta, uno si immagina il geologo con il piccone, il martello tra le montagne a studiare gli strati rocciosi, ma in realtà, come abbiamo visto, nel contesto lavorativo poi pratico si trova a produrre modelli matematici, a collaborare con ingegneri e architetti per la costruzione magari di complessi architettonici o per la bonifica di aree urbane o ancora con chimici, biologi, archeologi addirittura. Ecco, secondo lei quali sono le collaborazioni più appassionanti per chi sceglie questa professione e in che progetti multidisciplinari può essere coinvolto? Allora, mancava la bussola e poi eravamo quasi Indiana Jones, versione geologo invece che archeologo. In realtà adesso si va molto sul campo anche con nuove tecnologie, quindi con tablet che resistono alla pioggia, agli urti, alla polvere, e quindi diciamo si è un po' evoluto anche l'attività di campo, sempre con il martello e la bussola e la lente, però anche nuove tecnologie. Ma i tipi di collaborazione che che possono interessare l'attività di un geologo, sia nella professione che nella ricerca, che se diciamo è all'interno di grosse corporation o è all'interno dell'amministrazione pubblica, basta pensare all'Agenzia per l'Ambiente, la Regione,
le autorità distrettuali di bacino, sono mille attività che possono coinvolgere un geologo. I tipi di collaborazione sono infinite, da appunto, come diceva, gli architetti, nell'ambito dell'architettura ci sono tutte le problematiche legate ad esempio alle strutture, cedimenti, capacità portante delle fondazioni, problematiche di pericoli naturali che vanno a, diciamo, minacciare elementi di interesse. Bonifiche da effettuare prima di Sì, ma anche la costruire. frana che minaccia il paese o l'alluvione in ambito montano. Sicuramente sono aspetti molto variegati. Nell'ambito delle bonifiche si collabora dai chimici agli ingegneri industriali, a volte anche con gli storici o con gli urbanisti, perché magari bisogna ricostruire gli eventi inquinati del passato e quindi bisogna andare a capire come si sono susseguite nel tempo le industrie in quel luogo. Capito, molto interessante. Anche con gli storici, c'è tutta la parte di cartografia storica. Potremmo parlare all'infinito. Allora, questo dal punto di vista delle collaborazioni. Dal punto di vista invece delle tecnologie, no? In geologia le nuove tecnologie, anche 3D, di realtà aumentata, sono ormai molto utilizzate. Quali sono le applicazioni più utili e interessanti? Diciamo che c'è l'aspetto tecnologico e geocomputazionale, potremmo dire, è ormai una di quelle componenti che amplifica la capacità di leggere il territorio, sia in superficie che nel sottosuolo, quindi nella sua tridimensionalità, che di prevedere come l'interazione tra l'uomo e l'ambiente può svilupparsi nel tempo e anche nello spazio. Quindi da un lato c'è un aspetto tecnologico legato ad esempio alla sensoristica, basta pensare al telerilevamento, e ad esempio l'Europa ha investito moltissimo sul telerilevamento con i famosi satelliti Sentinel, che offrono poi anche dati gratuiti che permettono di studiare il territorio. La geofisica che permette in maniera indiretta di, ad esempio, fornire informazioni sulle caratteristiche del sottosuolo, sulla presenza di certi inquinanti o di certi materiali. E poi c'è la parte appunto informatica, in cui possiamo avere modelli numerici o modelli di analisi dei dati. Si parla molto ad esempio adesso di machine learning e intelligenza artificiale, che permettono di estrarre informazione dai dati geoambientali che abbiamo raccolto sul terreno o attraverso appunto questi sensori innovativi e di fare dei modelli previsionali o dei modelli che ci permettono di capire come il sistema si comporta. A proposito di tecnologie e di utilizzo di tecnologie, ma anche di capacità dei geologi di insomma, fare previsioni, tra i geologi ci sono anche i sismologi, no? Un punto nodale è proprio quello della possibilità di prevedere, dicono molto difficile, però proprio gli eventi catastrofici causati dai terremoti. I sismologi si occupano appunto di terremoti, dello studio di questi fenomeni e quindi in Italia in particolare, essendo una zona, un paese con delle criticità da questo punto di vista, con dei rischi ben presenti, essere capaci di fare dei modelli previsionali vuol dire salvare vite umane oltre che a mettere al sicuro, no, il nostro patrimonio generale, naturale e costruito. Come in questo caso per la sismologia, il corso di studi e la professione come si sviluppano in estrema sintesi? I sismologi innanzitutto sono delle figure che possono provenire dalla geologia, ma a volte sono anche dei fisici, quindi dai corsi di laurea di fisica, poi ovviamente sono dei fisici che acquisiscono anche delle competenze di tipo legate alle scienze della Terra. La sismologia è un percorso che può interessare il geologo da diversi punti di vista. Da un lato c'è lo studio della sismicità, ad esempio noi in Italia abbiamo una bellissima carta che poi è anche un documento ufficiale dello Stato italiano, che è la carta di pericolosità sismica, che suddivide essenzialmente il territorio in base alla pericolosità e, per essere più precisi, in base poi alle accelerazioni attese con un terremoto con una certa probabilità di accadimento.
Quindi da un lato l'attività è nel conoscere il territorio e nella sua sismicità, attraverso informazioni geologico-strutturali, attraverso anche delle misure e delle considerazioni matematiche. Dall'altro diciamo, il percorso anche formativo porta a dei geologi che si indirizzano su un altro tipo di attività, che è più che altro rivolta a capire come un determinato territorio, in un determinato luogo, risponderà a un sisma. Si parla in questo caso di microzonazione sismica, cioè ad esempio un centro urbano in un'area ad alta pericolosità sismica. Allora qual è l'idea? Di fare degli studi di dettaglio che mi permettano di suddividere questo territorio urbano in aree che hanno una risposta al sisma omogenea. Magari ho delle aree che si comportano bene col sisma, non lo amplificano, e altre aree che invece lo amplificano, o altre aree ancora in cui durante un terremoto può innescarsi una frana. Allora quindi sono, diciamo, diversi aspetti in cui la formazione del geologo può, diciamo, contribuire alle tematiche della pericolosità e del rischio sismico. Senta, lei a un certo punto della sua carriera, una decina di anni fa, come ricercatore, ha fatto attività di ricerca all'IRPI di Padova, che è un acronimo che indica l'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del CNR, cioè il Consiglio Nazionale delle Ricerche. E in particolare lei ha studiato i fenomeni di flash flood nelle aree montane, che sono le famigerate alluvioni lampo, no? Che associate alle bombe d'acqua possono creare, non so, devastazioni, frane, isolamento di territori, di paesi, ma che si vedono anche sempre più frequentemente non solo nelle aree montane, ma anche insomma un po' dappertutto. Quindi tanta pioggia in pochissimi minuti, no? E quindi estremamente pericolosi per il territorio. Ecco, da questo punto di vista, su questo tema, quali sono le ultime frontiere della geologia e le possibilità anche per un giovane che si voglia applicare nella difesa dell'ambiente su questi temi delicati? La tematica del rischio idrogeologico, siano esse colate detritiche, colate di fango come in questo caso, o siano anche altre tipologie di frana, ce ne sono una gamma molto, molto ampia. La frontiera adesso è soprattutto quella rivolta alla previsione, e cioè a capire dove si può innescare una nuova frana e il dove può andare a finire il corpo di frana una volta che questa si distacca, e anche a come mitigare il rischio di frana, quindi andare ad agire per, diciamo, ridurre la probabilità in qualche modo di accadimento di una frana. E nel fare questo c'è un profondo legame, di nuovo, sia con la conoscenza del territorio, sia con l'analisi di dati storici che con le attività di campo, ma anche un utilizzo delle nuove tecnologie, dal telerilevamento all'uso della sensoristica per monitorare il movimento delle frane e via dicendo. Diciamo che nello studio, in particolare nel periodo che ho fatto presso il CNR, IRPI di Padova, lì ci eravamo concentrati soprattutto per appunto le colate detritiche e colate di fango, quindi fenomeni che sono un po' fenomeni torrentizi e un po' frane, per semplificare. E in quel caso lì, per questi tipi di fenomeni che si dice appunto che sono più frequenti per il cambiamento climatico, ecco, lì è sempre bene, diciamo, stare attenti e prima di fare un'affermazione e legare, diciamo, leggere una maggiore di frequenza di questi fenomeni legandola al cambiamento climatico, dipende, perché in alcuni casi l'intensità ad esempio di questi fenomeni può essere più alta non tanto per il cambiamento climatico, ma ad esempio per un uso sbagliato del territorio. Quindi un'antropizzazione esagerata, cioè, è sempre difficile capire in quale proporzione è il cambiamento climatico e in quale proporzione. Andare cauti. È sito specifico. Bisogna studiare. Allora, le soddisfazioni più grandi che ha avuto nella sua professione quali sono state? Ma devo dire, la prima soddisfazione è quella che alla fine chi fa ricerca come me essenzialmente è contento perché viene pagato per fare quello che gli piace, e quindi questa è chiaramente una grande frontiera è una soddisfazione di per sé.
L'altra soddisfazione è che insegnando in un ambito che è molto diverso da quello delle scienze della Terra, quindi sono in un ambito che appunto è quello dell'architettura, della pianificazione, osservo che tutto sommato gli studenti che seguono i corsi recepiscono bene la materia, sono interessati e capiscono che anche per loro che un giorno saranno architetti, le tematiche geologico-ambientali sono fondamentali. Senta, se mi dovesse dire per fare il geologo quali qualità generali e anche caratteriali bisogna avere, cosa mi direbbe? Ma appunto, bisogna avere al proprio interno una buona alchimia tra amore per la natura, il territorio, insomma una certa sensibilità naturalistica, però dall'altro anche una certa capacità e amore per le materie matematico-quantitative, la fisica, la matematica, la chimica, perché diciamo, la lettura del territorio non è una lettura romantica che viene fatta, ma è una lettura in cui si cerca di capire quali sono i fattori, i processi geologico-ambientali che hanno portato a quello che ora osserviamo. E come diceva prima, non è necessario essere così esageratamente performanti, magari in un liceo in matematica, eccetera, perché poi si può riscoprire la matematica, la chimica, le scienze all'università in una chiave completamente anche nuova, no? E più appassionante. È molto diverso quando ci si crea il proprio percorso, è la passione stessa che poi porta a lavorare meglio, a capire meglio le cose. Senta, allora un ragazzo o una ragazza che volessero intraprendere la professione del geologo, che consiglio darebbe, da cosa li metterebbe in guardia? Ma il primo consiglio è che se vogliono fare questa professione devono iscriversi a geologia, a scienze geologiche, è la prima cosa, sto scherzando. Adams, no, forse anche. Potrebbero esserci delle contaminazioni. Delle contaminazioni, va bene. Si pensi ai teatri organizzati nelle antiche cave. Esatto, e quindi, ecco, ad esempio, troviamo una ci sono connessione sempre comunque. mille legami tra la geologia e la vita su questo pianeta. No, la cosa su cui bisogna stare attenti è che spesso chi fa geologia, ma come chi fa scienze forestali, siccome ama così tanto la natura, l'ambiente, il territorio, tende a, diciamo, dimenticarsi di quello che dicevo prima, cioè dell'importanza del linguaggio matematico, fisico, no? Che ci permette di descrivere con i numeri la natura. Ecco, bisogna sempre ricordarsi di mantenere questo equilibrio tra sensibilità naturalistica, sensibilità nel paesaggio e rigore scientifico e quantitativo, cioè ciò che noi osserviamo dobbiamo essere in grado di tradurlo in numeri. Con i numeri. Altrimenti si descrive solo la realtà, ma non si riesce a fornire delle informazioni utilizzabili per poi migliorare la vita su questo pianeta. Se dovesse ricominciare da capo la sua vita, farebbe lo stesso di nuovo il geologo? Farei sicuramente, seguirei quel percorso formativo, poi magari mi iscriverei al DAMS per progettare teatri in antiche cave dismesse. No, sto scherzando, rifarei quel percorso. Grazie per questa conversazione. Si parla sempre di più e con urgenza, ormai irrevocabile, di crisi ambientale che sta mettendo a rischio il nostro pianeta e la stessa sopravvivenza umana, se non si correrà presto ai ripari. Quanto è importante la geologia oggi per offrire strumenti e dati in questa fondamentale battaglia contro il tempo per salvare il nostro pianeta? Beh, pensiamo che parte delle problematiche, no, che includono questa crisi ambientale, che vanno dal clima all'inquinamento dell'acqua, del suolo, dell'aria, alle problematiche lungo le coste, ai pericoli naturali e di conseguenza anche ai rischi naturali, sono tutte problematiche che hanno una componente geologico-ambientale. E anche, diciamo, le soluzioni che si possono adottare, si pensi ad esempio ai problemi del ciclo del carbonio e il sequestro, diciamo, della CO2 nel sottosuolo. Di nuovo sono, diciamo, delle soluzioni che richiedono anche delle competenze di tipo geologico.
La crisi ambientale che caratterizza il nostro pianeta è anche la crisi delle risorse naturali, ad esempio suolo ed acqua, e di nuovo anche qui la competenza, diciamo, l'attinenza geologica è preponderante. E quindi direi che sia dal punto di vista dei problemi che caratterizzano il nostro pianeta che dal punto di vista delle soluzioni, la componente delle scienze della Terra e in particolare anche di quella geologico-applicativa è sicuramente importantissima e va a interessare moltissimi ambiti della presente crisi Generale, ambientale. Lei è veneziano ma è nato a Roma e proprio la sua città di nascita in questi giorni è stata definita la capitale più a rischio idrogeologico in Europa, minacciata pare da circa 400 frane, come Roma ci sono altre città italiane a forte rischio, ma da quello che si sa almeno Milano e Firenze, altre due diciamo, città molto belle, molto importanti, ma con dei rischi e delle criticità, hanno sviluppato una strategia di difesa. Da geologo che tanto si è occupato proprio di questi temi, no? Cosa pensa sia necessario fare per difendere in maniera concreta il nostro paese, che ha tanti centri meravigliosi con anche monumenti e bellezze artistiche irrinunciabili, fondamentali, no? Che attraggono a livello internazionale, ma che hanno molte fragilità? Ma certamente la prima cosa da fare, anche se in parte è già noto, ma mai con il sufficiente dettaglio, è caratterizzare dal punto di vista geologico-ambientale il territorio, quindi fare le carte geologiche, fare le carte geomorfologiche, fare le carte delle frane, le carte del rischio sismico, cioè sempre questa parte qui conoscitiva è sempre in continua evoluzione, va sempre migliorata e va sempre aumentata la risoluzione e l'accuratezza di questo continuo processo di caratterizzazione. Poi è chiaro che diciamo, questa maggiore conoscenza del territorio devono anche corrispondere poi delle azioni pianificatorie adeguate che vadano a, in qualche modo, ridurre l'intersezione tra elementi di interesse antropico, gli edifici, la città, attività economiche, infrastrutture, e determinati processi naturali pericolosi, la frana, l'alluvione, il sisma. Non dimentichiamoci dei vulcani, visto che abbiamo una serie di vulcani e aree vulcaniche attive che rappresentano delle situazioni di estremo rischio, basta pensare ad esempio al Vesuvio o ai Campi Flegrei ad esempio. E quindi da questo punto di vista sicuramente la prima cosa da fare è continuare a caratterizzare e conoscere il territorio. È un'attività che pensate che non abbiamo ancora finito di fare, la cartografia geologica di tutto il territorio italiano con il famoso progetto CARG ad esempio. Le carte geomorfologiche ufficiali che caratterizzano il territorio hanno un livello di copertura ancora più basso. Molto basso. Senta, i danni per i cambiamenti climatici, per l'inquinamento del pianeta sono enormi, no? Le conseguenze sono drammatiche, le stiamo vedendo sotto gli occhi, e anche poi di converso, altro elemento, il danno economico pratico che ogni anno si subisce territorio per territorio è altrettanto enorme. Ecco, lei da scienziato, da studioso di geologia e che si è occupato soprattutto dell'analisi dei dati, ecco, è ottimista o invece no circa a quello che ci dobbiamo aspettare per il futuro? Su in generale, sulla situazione e su quello che l'uomo sta cercando di mettere, anche se con ritardo, in campo, no? Ma ci sono luci ed ombre. Da un certo punto di vista ci sono esperienze positive, ad esempio l'Italia negli ultimi anni, basta pensare ad esempio al rischio sismico, ha avuto degli sviluppi a livello sia conoscitivo e anche a livello di normativa abbastanza positivi, no? Il problema qual è? Che nel futuro, lasciando stare l'aumento o meno della frequenza dei fenomeni pericolosi, teniamola anche ferma
a essere cautelativi, anche se diciamo dalle ultime previsioni si va in crescita. Si va in crescita, ma anche se la tenessimo ferma, e cioè quello che va a aumentare è ad esempio il livello di urbanizzazione, soprattutto a livello globale, e aumentare il livello di urbanizzazione significa che aumenta anche la probabilità di che elementi di interesse umano si relazionino con processi naturali potenzialmente pericolosi. Quindi anche se diciamo la probabilità degli eventi, delle piene non aumentasse, magari per effetto del cambiamento, costruisci, più il territorio, più tu invadi il territorio, più è facile, soprattutto se lo invadi in maniera non scriteriata, che tu vada a interagire con dei Quindi processi. Ci vuole un grande ripensamento globale, non solo sull'inquinamento, fondamentale questo, non solo sulle emissioni, non solo su tutte le azioni inquinanti, ma anche sull'eccesso di antropizzazione. Su tutto lo stile della nostra vita e sul modo in cui ci rapportiamo con l'ambiente. Ci vuole una visione, come si potrebbe dire, olistica, no? A 360 gradi, che prenda in considerazione diversi aspetti. Con la tecnica ci possiamo aiutare, possiamo fronteggiare alcuni pericoli. Però bisogna volerlo. Bisogna volerla e anche averla, perché una cosa è per l'Occidente fronteggiare, non so, l'innalzamento del livello marino, probabilmente, pensate all'Olanda che circa il 30, se non sbaglio adesso il 30% del territorio è sotto il livello del mare, quindi questo dimostra che si può fronteggiare ma ci sono altri paesi che non hanno né l'economia né la tecnologia per fronteggiare questi cambiamenti o questo grado di interazione tra uomo e ambiente. A proposito di diciamo, livello sotto il mare e di fronteggiare l'innalzamento dei livelli marini, che appunto le prospettive non sono affatto buone, si parla che entro il 2100 circa il 50% delle 7.000 località oggi al mondo considerate a rischio sperimenterà l'innalzamento estremo del livello del mare almeno una volta all'anno. Cioè, noi siamo a Venezia, nel 2019 c'è stata la seconda acqua granda tremenda degli ultimi 100 anni, per cui è stata un evento terribile. Ecco, quali prospettive, mose o non mose, ci sono per questa città dal punto di vista, visto che lei si è interessato e ha studiato oceanografia, per cui insomma ha il polso della situazione? Sono buone? Ci sono idee, soluzioni, insomma, che ci dobbiamo aspettare? Ho collaborato con gli oceanografi, sempre per la parte però geologica, certo. Geologica e idrogeologica in particolare, no? Perché poi l'aspetto interessante è che zone costiere come quella veneziana c'è l'interazione tra processi propri della terraferma e processi marini, e quindi è molto complicato perché questi due ambienti interagiscono tra di loro, e su questo Venezia è emblematica. Le soluzioni per il futuro, io non voglio entrare adesso nelle grandi discussioni sul futuro di Venezia, sulle cause del suo degrado o meno e via dicendo, ma io penso che Venezia possa sopravvivere. Di per sé Venezia è un ambiente che è molto poco naturale. Da quando la Serenissima ha deciso di deviare i fiumi, già lì è un esempio di intervento antropico per mantenere la navigabilità, ad esempio, in quel caso, che poi ha avuto tutta una serie di riflessi che ancora oggi vediamo. Io sono abbastanza positivo, e sapere se il MOSE per quanti anni sarà efficace o meno in base alle future previsioni di crescita a livello marino, sinceramente lascio queste risposte agli oceanografi e agli ingegneri idraulici. Senta, per curiosità, ma a proposito di livelli, di pericoli per una città come Venezia, escavazioni in Alto Adriatico, attenzione. Allora, come tutte le cose, io dico sempre ai miei studenti, guarda, potete anche costruire sulla Luna, solo che dovete sapere come farlo e vi costerà di più, perché... E quali sono i rischi? Bisogna conoscere le complessità dell'ambiente in cui vai a progettare o vai a intervenire, ma si pensi che
uno dei fattori che ad esempio ha aumentato la frequenza delle acque alte, c'è anche il fattore legato alla subsidenza con la velocità di abbassamento che in un certo periodo storico si è accelerata a causa degli emungimenti di acque sotterranee. Questo insegna che prima di fare qualsiasi operazione sul territorio, che sia sulla sua superficie, che sia nel sottosuolo, come il caso delle acque sotterranee o il caso delle estrazioni di metano o petrolio dal sottosuolo, bisogna prima conoscere bene il sistema per sapere quali saranno gli effetti delle nostre azioni. Termine. Bisogna prevedere e poi monitorare, cioè faccio un'opera di una certa complessità e in cui le mie previsioni del futuro sono caratterizzate da un'incertezza, per in qualche modo mitigare questa incertezza, perlomeno devo subito monitorare, cioè faccio l'opera e metto una serie di sensori, strumenti che mi dicono attenzione, questo intervento che hai fatto sta avendo questo effetto e quindi si può agire in tempo. L'importante è che sia reversibile o avere certo, delle azioni di controbilanciamento. Non tutti gli interventi sono reversibili, l'esempio della subsidenza è uno di questi. Che non è reversibile. Quel tipo di processo non è reversibile, c'è chi ipotizza delle soluzioni alternative come il pompaggio di acqua, quella può essere una possibile soluzione, ci sono vari articoli scientifici nel sottosuolo, nelle falde molto profonde, c'era tutto uno studio, ma è uno studio di parecchi anche decenni ci sono fa. più di uno studio, più articoli scientifici che molto interessanti. Sì, ma sono varie le ipotesi, oppure si può anche seguire la strada che seguivano gli antichi, che è quella di alzare il piano campagna riportando sedimento. Certo, perdiamo tutti i piani terra, però... le soluzioni sono varie. Senta, a proposito dell'inquinamento delle falde acquifere invece, che è un tema che sicuramente va posto al centro dell'attenzione, almeno è cruciale. È cruciale. Noi siamo fatti d'acqua, nella quasi totalità del nostro organismo l'acqua è fondamentale e sempre di più ci sono dei gridi d'allarme proprio per l'inquinamento delle falde. Le prospettive e soluzioni possibili? Allora, le prospettive sono, di nuovo, prima di tutto conoscere il sistema acquifero, caratterizzarlo e monitorarlo nel tempo. Il secondo è agire sulle sorgenti di inquinanti, che sono molteplici, dall'agricoltura alle industrie, ai contesti urbani, e sono veramente variegati, quindi bisogna agire anche con le regolamentazioni, con i controlli e via dicendo. Senta, come dicevamo prima quando parlavamo di crisi ambientale, e con un cambio anche di stile di vita. Senta, per curiosità, noi stiamo vivendo una pandemia che sta stravolgendo gli equilibri mondiali, no? A tutti i livelli. Mutamenti climatici, innalzamento dei livelli dei mari, escavazioni, gas serra, antropizzazione eccessiva. Ormai nel pianeta il pericolo è qui, è concreto, è reale, no? Lo stiamo vedendo tutti i giorni e vivendo sulla nostra pelle. Alcuni dicono che proprio i mutamenti climatici pesanti potranno risvegliare e mettere in moto nuove pandemie. Lei cosa ne pensa? Da studioso, dei dati soprattutto. Certo, allora, innanzitutto il geologo vede i cambiamenti climatici con un'ottica un po' diversa rispetto a chi non è geologo, perché noi siamo abituati a studiare la storia della Terra su intervalli temporali molto lunghi. 20-25 mila anni fa il livello del mare era 100 metri più basso, adesso sono un po' spannometrico come diciamo a volte noi geologi, ma era 100 metri più basso dell'attuale, e di sconvolgimenti climatici e di eventi estremi il record geologico ce ne racconta molteplici. Per cui vediamo la crisi climatica odierna con un occhio un po' diverso. Ovviamente la componente antropica in questo cambiamento climatico è un po' la novità, ecco, e quindi
Insomma, bisogna avere una sfera di cristallo per vedere tra cosa succederà, forse. Ma l'uomo si è sempre adattato ai cambiamenti con cui si è confrontato. Il problema è che siamo, diciamo, abbiamo una popolazione un po' più numerosa rispetto a quella che avevamo 3000 anni fa. Alla fine è ottimista? Sì, certo. Allora, con una nota di ottimismo per il futuro del pianeta, grazie per questa conversazione che ci ha un po' illuminato sul futuro della salute della nostra Terra, del nostro pianeta. Grazie a voi e speriamo bene.